Allora, ben trovato a Jacopo Becherini, che stavo dicendo ai nostri followers, che è il titolare della Chimera d'Albegna. Ci troviamo quindi in Maremma, giusto? Comune di Manciano, provincia di Grosseto, certo. Esatto, Marsigliana, che poi stavo leggendo, insomma, che l'antico nome di questa località marsigliana è Caletra, che poi è il nome di un vostro vino, E giusto? diciamo che sotto il supermercato della Marsigliana si dice che ci sia l'antica Caletra. Ah, ok, quindi l'antica città, che è tutta coperta, quindi non ci sono scavi, È non si tutta vede coperta, niente, sì. Infatti è insomma. un nome abbastanza anche in voga in giro. Il Ah, nome di ok. agriturismi, maneggi, insomma. Comunque, diciamo che Caletra è l'antica Marsigliana, è il nome etrusco della Marsigliana. Ho capito, quindi l'hanno ripreso un po', Sì, insomma, sì, sì. lì del luogo. Allora, Jacopo, raccontaci un po' della tua azienda. Te non sei della Maremma, giusto? No, io sono fiorentino, cresciuto quasi tutta la vita nei Castelli Romani, quindi altra terra di vini, diciamo. Infatti c'entrava Eh, Roma, perché Elisabetta sì. diceva Roma, però poi ho letto Firenze, dico, boh, No, chiediamoglielo noi a siamo lui. la mia famiglia è fiorentina, il nonno di Ah, mio padre già produceva vino, insomma, coltivava uva più che produrre vino fuori Firenze, in Val di Sieve. Siamo una famiglia fiorentina, trapiantata nei Castelli Romani, io poi ho fatto anche altre esperienze, ho vissuto parecchio all'estero, e poi 15 diciamo 20 anni fa abbiamo comprato questa tenuta, l'abbiamo ristrutturata e poi nel 2005 abbiamo cominciato a piantare vigneti. Dal 2005 al 2010 abbiamo piantato 10 ettari di vigneto e costruito la cantina. E adesso è ok. una realtà. E adesso te ne occupi a tempo pieno? Adesso me ne occupo, sì, quasi a tempo pieno. Sì, io ho anche la mia attività che ho sempre avuto, che avevo già 25 anni fa, diciamo, è un fiscalista, però Ah, diciamo quindi sì, una cosa diversissima, insomma, dal allora, vino, sì, diciamo. però devo dire che poi mi sono reso conto che è molto più comune di quello che uno pensi, professionisti, avvocati, fiscalisti che si mettono a fare cioè dare uno sbocco alla loro passione per il vino. Senti, e la chimera d'Albegna, perché questo nome? Insomma, dici un po', perché stavo leggendo che è stata ritrovata, insomma, questa chimera. Allora, E- la chimera etrusca è una figura mitologica, perché poi sarebbe la chimera di Arezzo, diciamo, come conosciuta anche così. L'Olbegna è il fiume che passa vicino da noi, e quindi mio padre, che era comunque un appassionato sia araldica che mitologia, si è inventato questo nome. Poi anche lo stesso Caletra, appunto, che è il nome della matruscola marsigliana, la figura che ci è rappresentata sulla righetta del Caletra è un pettine etrusco trovato proprio lì, nei pressi della Marsigliana, e che ora sta anche questo nel Museo Etrusco di Arezzo. allora, parliamo dei tuoi vini. Allora, da quale cominciamo? Dal Caletra? Il Caletra, diciamo, il Caletra è il nostro flagship, è il vino che vendiamo di più in assoluto. È un blend di Sangiovese, intorno al 60 e il 70% a seconda delle annate, e il resto equamente diviso tra Cabernet Sauvignon e Merlot. Leggera barriccatura di un anno, però leggera, in botti di secondo e terzo Di passaggio. secondo, terzo passaggio, non nuove, Sì, insomma. no, Mhm. no, ed è il vino che devo dire che vendiamo di più in assoluto, è quello che ogni annata comunque ci permette di prendere qualche premio, qualche medaglia, è quello per cui ci conoscono un po' di più. Poi magari non so neanche forse più in assoluto come numero, magari no, però diciamo è quello più famoso assolutamente che vendiamo. Poi certo abbiamo vini anche anche entry level che magari vendiamo anche in qualità maggiori, ma quello che ci contraddistingue e per cui la gente ci riconosce è il Che vi Calais. rappresenta. Senti, invece poi parlando degli altri vini, ho notato che alcuni hanno un nome, insomma, di fantasia, come hanno i vini, ecco, il Caletra dici che ti rappresenta, poi però ci sono altri che, ecco, Merlot, Sangiovese,
E poi altri quindi che rappresentano il vitigno. Il Merlot, stavo leggendo, è 100% vitigno, il Sangiovese è un po' col canaiolo, e invece altri poi, che ne so, i nomi dei nostri grandi artisti, Leonardo, Raffaello. Allora, Come mai queste scelte, insomma, diverse a secondo del vino? Insomma, non c'è un filone unico. perché Raffaello era il nome di mio padre, quindi il primo Beccherini che ha fatto vino. Ah, ok, no, io pensavo invece a Raffaello Sanzio. No. Leonardo, no, ok. Leonardo è la prossima generazione di viticoltori perché è mio figlio. Ah, ok. Ok, ok. E poi c'è anche un vino bianco che si chiama Sulei, Eh. che è il nome di mia figlia, Suleima. Ah, ok, ok. Invece io pensavo che su lei insieme a Pascià fossero, capito, nomi della... Anche Pascià, allora, guarda, è una cosa particolare, mia moglie è siriana. Ah, ecco, allora c'era quindi un'influenza. Sì, Infatti però dico Pascià Pascià su lei, dico, comunque venivano da quella cultura, no? Dico, è... quindi qui c'è un mix, dico. Beh, oddio, sì e no, nel senso, Sulei sì, perché mia figlia si chiama Suleima, ha un doppio nome ovviamente, il primo nome è arabo Suleima, e quindi abbiamo dato questo nome al vino. Pascià in effetti no, sembra una parola araba, ma è una crasi di due nomi, che sarebbe quello di mia madre e quello di mia moglie, Patrizia e Sciasa. Ah, Quindi è stato ah, quindi che poi è venuto fuori Pascià, che può sembrare un e termine certo il arabo. sovrano, insomma, il Sì, sì, sovrano turco assolutamente. ottomano, insomma, quindi Esatto, però in effetti è una crasi anche quello di nomi. sì, perché poi su lei stavo leggendo che poteva essere Salomone, no? E quindi, capito, una persona pacifica, Sì, e sì. quindi... Beh, Ah, su quindi lei in c'è un... effetti eh, vuol dire Suleima, no, Suleima Suleiman, esatto. Infatti su lei vuol non avevo dire, trovato, però vuol dire Suleiman, esatto. sì, vuol dire Esa- dispensatrice di pace. esatto, no? Esatto, Pacifico. Infatti dico, qui c'è un mix in questa azienda, dico adesso da Jacopo mi deve svelare, insomma, come mai tutti questi nomi... Ci sono tante di influenze. Beh, è bello, no? Sì, sì, Sono le cose assolutamente. migliori quando ci sono questo mix, no? Di Assolutamente. culture diverse, di razze diverse. A me piace tantissimo, no? No, no, Ho sì, sì. capito, ho capito, Invece ho i capito. Sangiovese e Merlot sono rimasti ancora così col nome del vitigno, non escluso che prima o poi magari ci aggiungiamo un nome. Però ho finito il nucleo familiare, quindi non saprei. Esatto, quindi basta, insomma. Basta. Allora, e parliamo giustamente del vostro rosato, anche questo senza nome, rosato, Questo qua lo so. perché era finita la famiglia, come ci stavi dicendo, quindi... E dopo è il primo vino fatto in pratica. Sangiovese, Rosato e Calera sono stati i primi imbottigliati. Ah I sì? primi tre vini fatti, sì. E come mai il rosato è stato tra i primi? Perché di solito, insomma, non viene considerato, cioè, Perché il primo rosato fu del 2009, il primo Caleta del 2008, quindi considera che noi abbiamo cominciato a piantare i vigneti, i primi sono del 2005, qualcosa nel 2008, la maggior parte, molti nel 2010, quindi alla fine nel 2008 c'era sicuramente solo Sangiovese, e un pochino di Cabernet e un pochino di Merlot, cioè solo un vigneto piantato nel 2005 praticamente, anzi no, senza certo, praticamente, da solo quello, e quindi i primi 2 anni, quelli sono i primi 2 o 3 anni, quelli sono i vini che sono venuti fuori, Calera, Sangiovese e Rosato. Quindi ancora non certo. abbiamo cominciato a dare i nomi, a parte il Calera Certo, vabbè, perché era, insomma, proprio che caratterizzava, insomma, anche sì, la zona dove eravate, come abbiamo sì, sì. detto, che è l'antico nome della Marsigliana, insomma, la località dove siete. Allora, parliamo di questo rosato, perché noi, insomma, ci occupiamo di questi rosari di Maremma, ne Certo? producete circa 3.000 bottiglie, stavo Sì, leggendo? sì, facciamo 3.000 bottiglie perché anche il rosato comunque è un mercato che Elisabetta lo sa bene, insomma, non è facilissimo in questo paese, all'estero per No, carità, ma in questo paese, anche se devo dire che insomma, via comincia a prendere fuoco, a sì, prendere. sta crescendo, dai, sta Devo dire crescendo. che è un prodotto da vendita diretta, vendita privata. La ristorazione è drammatico a Roma, almeno a Roma, insomma, poi magari in Puglia Sì, no. sì, io sono di Roma, lo Eh, capisco, cioè perché mi sono sì, persa, poi in ecco. Puglia si vende bene, ma a Roma Certo. non è proprio possibile. Vabbè, un'altra Però noi continuiamo a tradizione, farlo insomma, perché qui ancora non c'è la cultura. così è che il vino, insieme al Sangiovese, questo è il vino che abbiamo fatto più volte, perché abbiamo cominciato nel 2009 a farlo. Quindi siamo Certo, passati da colori molto più scuri a gradazioni molto più alte, fino a trovare, partendo da un vino che era solo Sangiovese, siamo arrivati all'ultimo, diciamo, alla formula, chiamiamola così, degli ultimi, al blend degli esatto. ultimi 2 anni, che è un blend di Sangiovese, Syrah e Merlot.
Ok, ok, che piace molto. E questo lo stiamo andando veramente molto bene. Diciamo che dal 17 che abbiamo cominciato ok. questo brand. E adesso state, insomma, è pronta l'annata, adesso a maggio è pronta l'annata del Imbottigliamo, 2019, vero? imbottigliamo il 3 giugno. Il 3 giugno imbottiglieremo i bianchi e il rosato 2019, il Raffaello Sangiovese base comunque 2018 Certo. e il Calera 17, che poi sarà i miei vini, quelli diciamo come il Calera, il Merlot, il Leonardo, sono vini che devono stare un annetto in bottiglia prima di uscire. Certo, certo, certo. Senti, e come lo fate il rosato? Con una Rosato lo macerazione facciamo. sulle bucce oppure fate solo una... insomma, come lo producete Guarda, voi? l'ultimo rosato è stato fatto, cioè, i rosati sono stati fatti in due modi differenti, perché è stato del Sangiovese, che abbiamo una quantità enorme, ovviamente abbiamo fatto una macerazione sulle bucce di 10 ore, di 8-10 ore e poi il Salasso, mentre per quanto riguarda la parte Syrah e Merlot, Mhm. l'abbiamo pressati immediatamente. Ho Quindi il capito, Merlot, quindi una pressatura soffice e poi via. la soffice immediata, sì, diciamo sì, sì. Ok, ok. E poi procedono parallelamente come vinificazione e poi vengono Si blendizzati vengono, dopo si oppure... vengono messi insieme dopo anche perché soprattutto Syrah e Merlot vanno proprio su un altro periodo praticamente. Possono passare anche 2 o 3 settimane veramente tra il Sangiovese e il Syrah. Stavo leggendo insomma un articolo che riguardava il vostro rosato e lo abbinavano insomma all'hummus che è un piatto, che è un piatto arabo, quindi insomma era per tua moglie. Sì, ma anche perché siccome a casa ci annoiamo, se no, tra un'altra attività che noi abbiamo è una società di catering, Ah, ok. ovviamente, ovviamente medio orientale, siriano. E Cioè, quindi buonissimo, quindi io lo adoro, io andavo sempre da dei miei amici siriani a mangiare, ho mangiato l'hummus più buono della mia vita da loro, quindi quando l'ho allora, letto mi ha colpito questa cosa. abbiamo un'azienda che si chiama Hummus Town, che è a Roma, come sede, Ah, e attraverso la quale diamo lavoro solo a rifugiati siriani a Roma. E ah, quindi abbiamo un laboratorio autorizzato, una bello. macchina molto grande e noi facciamo catering sia per aziende, per società, per cene di lavoro, per un compleanno. Certo, certo, no, In no, questo periodo abbiamo fatto molto un delivery, come se fossimo un Just Eat, qualsiasi insomma. certo. Ah, No, funziona, ha preso funzionare. E poi l'idea è comunque carina, comunque, aiutare tutte queste persone, insomma, certo, no, 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 formarle. no, è lodevole come iniziativa. E No, no, quindi bravi. il rosato va benissimo. Il rosato infatti è il vino che consigliamo di più per i piatti leggeri della cucina siriana. Poi, certo, se fai un couscous pesante si va oltre. No, no, certo, no, no, ma la conosco la cucina Sì, sì. siriana e mi piace molto. Infatti, quando l'ho letto, ho fatto, vedi, io l'hummus lo faccio anche perché mi piace talmente tanto che ogni tanto me lo faccio anche. E quindi dico, vedi, Jacopo dice che bisogna metterci il rosato, adesso lo proverò. Sì, sì. Sì, sì.